Andiamo a giocare la prima partita. Vediamo un po' chi capita. Esatto, esatto. Allora, E4-6. Andiamo di francese. D4 o D5. Penso che dopo queste live praticamente il mondo sappia che io gioco la francese. Però qui voglio provare un'altra variante. Ah, vabbè, cavallo F3. Cavallo F3 è interessante solo se qui gioca alfiere D3. Su donna per D4 in pratica va a rompersi da sola la struttura pedonale. Appunto E5 rimane debole, ma la cosa che abbiamo più volte visto è che mosse del genere vanno ad autorompersi la struttura pedonale, che una struttura pedonale deve essere mantenuta. Cavallo C6, alfiere B5, alfiere D7. Se mi cambia qui, perché appunto io sto minacciando presa, riprendo di pedone in modo tale da spingere il C5 e controllare il centro. Questa è una cosa molto molto importante. Tanto l'alfiere in D7 o in C6 non è che cambia tanto. Chi li biasima. Way crimp. No, vabbè, allora... Cioè, dipende con che... Appunto, in effetti hai ragione. Dipende come... con che stile si vuole streamare, secondo me. Io magari lo cambierò un giorno, chi lo sa. Però la mia idea appunto è quella. Comunque, sviluppo dei pezzi molto tranquillo. Questa C4 in realtà a occhio non mi sembra eccezionale perché lascia un buco quanto una casa in D3. E queste sono cose che comunque possono essere pericolose. E il punto qual è? Che se io gioco D4 potrebbe avere idee con cavallo E4 che onestamente non mi sembrano buone. Non mi sembra niente di che. Prese giocare contro C4 potrebbe essere un'altra opzione. Cavallo B4 potrebbe essere un'altra opzione. Tipo cavallo B4. Allora, se gioca A3, cavallo D3, alfiere C3, D4. Ok. Se invece gioca donne 2, posso giocare D4 in quel momento con idea D3 e cavallo C2 alfiere C6. Eh, allora vi dico quello che sto analizzando. In pratica vedo cavallo B4, donne 2, quindi cavallo B4, donne 2, D4, cavallo E4, alfiere C6, A3, D3. Però non mi piace perché ci possono essere robe con torre D1. Ok, forse la più forte banalmente è D4 ora. Perché dopo cavallo E4, che è questa casa che gli concedo, ok, torre 1 non mi ispira. Ok, cavallo B4, minaccio cavallo D3. Se lui fa cavallo E4 ora, io faccio alfiere C6. Ok, se fa cavallo E4 ora, faccio alfiere C6. E... Qui potrei anche giocare a 5, proprio così. Ehm... E vabbè, su cavallo 4 dicevo alfiere C6 con l'intermedia alfiere per E4. Potrei giocare A5 perché ok che mi cambia il pezzo, però io vado a giocare con la forza di questa colonna. Ok. Perché dovrebbe giocare donne 2 su cavallo D4? Perché il cavallo in D3 poteva... Buon pomeriggio a te, principe d'acciaio. Ehm... A D4 F5. Ah, fare F5. Però lascio la debolezza 6. Questo è il problema. Comunque, perché donne 2? Perché la casa D3, appunto, cavallo D3 poteva essere fastidiosa. Perché appunto l'alfiere in B2 poi diventa sotto attacco e non sta granché bene. Ok. Qui potrei anche giocare D3 con l'idea proprio di fare cavallo C2 in realtà. Però non so se davvero dà qualcosa. Sto pensando se c'è qualche idea forte. Perché se su e D3 lui gioca banalmente torre 3. Ok che non è attaccato.
No, va bene, D3. D3, sì. Sto analizzando troppo. Vabbè, qui si è beccato un doppio. Eh, diciamo che ho sfruttato la forza del pedone D ora. Peraltro su cavallo per 1 lo costringerei anche a prendere di donna. Insomma, già la posizione sembra molto buona. Esatto, si toglieva il pedone. Secondo me non è debole in realtà il pedone 5. Il pedone 5 è molto forte. Quindi da quel punto di vista è grande comunque gli ultimi che sono diventati followers. Dicevo F5, l'idea di togliere quel pedone. In realtà secondo me anche può essere interessante perché quel pedone può essere un bel punto d'attacco. Se vedete tiene in modo molto promettente E6 ed F6. Il problema è che non lo può sfruttare, quindi ci sono queste due facce della medaglia. Se lui riuscisse a sfruttarlo sarebbe molto interessante per l'attacco. Poi in realtà appunto potrebbe anche rivelarsi che un pedone debole cambiando i pezzi, quindi per ora qui bisogna dire, per ora non è un pedone debole, potrebbe diventarlo, ma potrebbe anche essere forte, quindi F5 potrebbe essere interessante. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Qual è più che altro l'idea? L'idea è che se voi andate a prendere il pedone con E in F6 su un'idea come F5 o F6, E6 rimarrà debolissimo. Quindi più che altro, ok, tutte le considerazioni sui 5 pedone debole, pedone forte, che ci stanno, ma la prima considerazione da fare è pensare se quel pedone è un pedone che si possa si possa difendere facilmente, cioè il pedone nero in questo senso. No, guardaggine che non ha visto il doppio. Ah, ciao bello, che bello rivederti in live. Ciao Bilo Diego, ciao. Come stai? Ehm, allora. Vabbè, gioco donna C7, idea piazzare una torre in D8 e su questa posso giocare alfiere A4. Può prendere di torre, questo è vero, però appunto ora sono tranquillo, posso tranquillamente cambiare i pezzi. Lasciando perdere su torre D3, secondo me già torre B8 comunque può essere interessante, perché c'è l'idea che questi due pezzi sono sulla stessa colonna. Ok. Ok, ok. Mm. Ok. Vabbè, qui lui ha fatto cavallo D2 che ci sta, io gioco torre D8, cambio sta torre, non ho problemi. No, non ho problemi. No, mi permetterei mai di dirti. Quante cazzate spari, Billo Diago? Questa, lo sparare cazzate è una cosa che però a me piace molto. Vabbè, quindi prendo materiale perché in pratica sfruttando la forza del... Questa è una sorta, ragazzi, di... Possiamo chiamarla inchiodatura, ma io lo definirei un po' un attacco a raggi X, diciamolo così. Cioè la torre attacca a raggi X e l'alfiere in B2. Quindi in pratica non è sfruttabile ora, subito, cioè non era sfruttabile subito, ma dopo presa e donna B7 il pezzo in B2 cade. Non c'è modo di tenerlo. Questo è stato abbastanza semplice. Supereroe dell'erba, cioè i raggi canna. Ok, ok, ok. Abbastanza semplice questa.
Io ho fatto tutta la considerazione, questo turno, questa partita sarà più complicata, però a quanto pare ancora nada de nada. Burchio 99. A Burchio. Ok, vabbè, cavallo per C5, qui è non voglio abbandonare. Potrei anche giocare donna per B2. Cos'è meglio? Cos'è meglio? Cos'è meglio? No, vabbè, filo per C5. E fu così che mi presi il matto del capitolo. Comunque, sembra simpatico questo Moshe Danin. Però perché non abbandona? Una Benoni. Tu mi fai richieste. Capra. Quante ha? Eh, ma quanti Ugo ci sono? È pieno di Ugo. Eh, no, o Benoni o il gambetto Banco. Forse tu intendi, secondo me, il gambetto Bloomerfield, che è un gambetto che tipo ricorda la Benoni. Ehm, comunque, la Benoni moderna io la giocavo in realtà, ragazzi, quindi la posso fare. Comunque, giusto, capra. Ehm, dicevo, no, il gambetto Benco è con, vabbè, con la Benoni nel senso di C5, ma non è Benoni, è C5. Grande Ruggiasa. C'è appunto questa idea di giocare C5 lì, però c'è B5 6, questa è l'idea. Perché è difficilissima da giocare, molto difficile. Cioè la Benoni è un'apertura che... intanto Benoni significa figlio del dolore. e, e poi... e questo già fa capire tutto. E poi appunto vi dicevo che basta sbagliare qualcosa dal punto di vista teorico all'inizio, comunque nelle prime veramente 15-20 mosse, perché è molto difficile da giocare, che si ha una posizione di merda. Quindi è molto difficile. Mm. No, no, ma fai... Figurati per il gioco di parole. No, ma fai bene. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!